Poi ci sarà un secondo tempo che faremo il terzo atto di Oscar Falietto. Per chi non lo conosce, che credo che siano pochissimi, rappresenta una cosa scritta nel 1883 che è attuale anche oggi, che sarebbe la causa di separazione fra marito e moglie. Purtroppo era attuale allora e oggi forse è più attuale. Quindi è divisa in questi due tempi. Penso che siano molto divertenti. I ragazzi si sono impegnati perché abbiamo avuto, forse qualcuno è venuto, abbiamo avuto un'altra serata contro le pecore viziose poco tempo fa e abbiamo avuto il piacere di partecipare a quella bellissima rassegna che è la rassegna Miseno, organizzata dalla signora Vega, e adesso abbiamo il piacere di ospitarvi per quest'altra serata che è diversa da quella lì. È una serata anche questa molto divertente e i ragazzi hanno avuto questo onore, questo piacere di calcare di nuovo queste tavole che per me sono tavole magiche. Non è un legno normale, è un legno che, soprattutto per delle persone che per la prima volta calcano questo palcoscenico, dovunque esso sia, dovunque è teatro, vuoi in questo bellissimo luogo, vuoi in un bellissimo teatro chiuso d'inverno, comunque rappresenta sempre la stessa cosa, per me, quella grande magia che è il teatro. È la magia che, sarò brevissimo, che si crea fra noi e il pubblico, che quando stiamo qui noi non conosciamo, per noi il pubblico è un qualcosa di immaginario, è un qualcosa che noi vediamo e non vediamo, è un qualcosa però che sentiamo se partecipa, se accetta le nostre, diciamo, le nostre performance, perché cambiamo personaggi. E questo vale per tutti quelli che calcano questi palcoscenici, sia per noi amatoriali sia per i professionisti, perché l'emozione che proviamo noi insieme a voi, e soprattutto quando riusciamo a domarvi, perché vi domiamo quando sentiamo un sorriso, quando sentiamo un applauso, allora vuol dire che la belva pubblica è domata. Allora vuol dire che, perché dico questo soprattutto per i ragazzi, io ho avuto la fortuna di iniziare con alcuni amici che stanno qui presenti, pure Mario Carannante, Ciro, con l'azienda Selenia, che ci ha dato l'opportunità di creare il CRAL, di fare delle commedie, sempre Edoardo Scarpetta, sempre nel classico napoletano. Io amo questo tipo di teatro perché, a mio avviso modestissimo, vi rubo pochi secondi, poi iniziamo subito. A mio avviso modestissimo è una tradizione che dobbiamo tramandare ai giovani, perciò io lavoro con i giovani. È una tradizione che oggi si sta perdendo, non il napoletano, il dialetto, che per me è una lingua, ma la napoletanità, che è diversa. Perché io noto che dei termini, oppure anche il modo di porre il dialetto, il modo di porsi è cambiato, è veloce oggi. Si parla così subito. A volte delle persone parlano pure aspirate. Capito? La cosa non si capisce niente. Non so se avete notato questo. E io vorrei che i ragazzi, soprattutto i giovani, tramandassero questa napoletanità che a noi un poco più adulti, non dico vecchi, più adulti, perché non siamo vecchi, insomma, siamo giovani maturi, come ci vedo dopo. A noi hanno insegnato i nostri nonni che sono nati nell'800 e quella era la vera napoletanità di Viviano, di Petito, di Scarpetta, ed io farò sempre questo fin quando avrò spazio. Scusate se mi commuovo, però quando nomino i ragazzi mi commuovo,
perché il futuro sono loro. Io così diciamo regista, diciamo non mi interessa questo fatto, perché loro lo sanno, anche se ci vuole qualcuno che organizza, loro lo sanno, io glielo ho sempre detto. Però l'importante è seguire una determinata compagnia, stare insieme, lasciare quel computer per un momento, lasciare tutte quelle cose sempre sulla scrivere, loro sulla parlare, casa parla una stanza nata con il computer. Io credo che amma parlare un poco pure fra di noi, è più bello, è vero, insomma io credo che questo è lo scopo del teatro. Dillo che avete vinto il primo premio, dillo. No, va bene. Dillo. No, ma non è il premio più bello che abbiamo avuto è per me, e io l'ho sempre detto, chi recita con me, insieme a me, lo sa, è l'applauso del pubblico. Io l'ho sempre detto, questo è il premio più bello che possa avere una persona che sale su queste tavole, che sembrano tavole di legno, ma che sei a casa. Io dico ai miei ragazzi, vedete questo? Questa è la casa. Perché dico questo? Perché quelli che come me ricordano quando le prime trasmissioni televisive facevano le commedie del grande Edoardo, io da piccolo vedevo casa. Vedevo i miei nonni, vedevo i miei genitori, perché Edoardo mi trasmetteva la casa, e questa è la casa. Lo dico sempre ragazzi, voi sì, recitiamo, però questa è la casa, questo magico palcoscenico. Grazie. Scusatemi di questa breve introduzione, ma penso che era di dovere per i ragazzi. Iniziamo allora con Maria Serena del Sole, che ci canterà Ipocrisia. Rivederti con l'altra donna che ti vive accanto mi lascia indifferente. Ora che fra noi due non c'è più niente, ora che il nostro ieri altro non è che un foglio ingiallito dal tempo. Ipocrisia, gettare l'acqua, avere tanta sete, morir d'amore, dire non è niente, desiderarti e farli indifferente, l'indifferente. Ipocrisia, questo sorriso che nasconde il pianto, altro non è che maschera dipinta. Vorrei gridarlo che io sto fingendo e che di gelosia io sto morendo. Salutarti unitamente a chi ti vive accanto con aria indifferente, quando nel cuore viva un sentimento, mi fa impazzire, sai, io voglio te, io amo più te
sia, io sto morendo. Grazie. Brava. La facciamo un'altra? Va bene. Facciamo? 5 giorni di Michele Zalli. Grazie. Cinque giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercata più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita, in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Io ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o lasciarsi andare giù per sempre. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodata a te. Tutti ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai negando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò, come a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticato ieri, quando bastava stringersi di più, parlare un po'. Amore, è proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Grazie. Abbiamo un po' di tempo a service così bravi di togliere la strumentazione. Abbiamo iniziato questa serata varietà con la musica
perché nei vecchi varietà c'era anche la musica e credo che sia a voi gradita. Adesso in onore del grande, purtroppo non c'è più il grande Massimo Troisi, che ci ha lasciato una grande eredità, anche se è andato via troppo presto, vi presento la sceneggiata che lui presentò con la smorfia. Ecco, mettiamo un po' la sedia, posizione, i ragazzi. Allora, ecco a voi la sceneggiata con i ragazzi del mio gruppo. Napoli, al vicolo Scazzacocchi, un vicolo notoriamente tranquillo e pacifico. Napoli, al vicolo Scazzacocchi, un vicolo notoriamente tranquillo e pacifico. Napoli, al vicolo Scazzacocchi, un vicolo notoriamente, dove la gente suole mangiare la pizza e suonare il mandolino. Regnava incontrastato Don Gennarino Parsifal, capoguappo bieco, brutto e cattivo, senza scrupoli. Don Gennarino, vi siete aperto un ristorante? Fate. Io sono confidente, sa? Ma nel quartiere regnava un giovane che avrebbe preso subito il suo posto. Era l'aspirante guappo Ciro Napoletano. Voglio, nel vicolo comando io. Veramente sul copione sta scritto che... No, ma ci pensavo io nel vicolo comando Ma io. si dica che sul copione sta... Guarda Guarda nel chi ci vicolo sta, comando. guarda chi ci sta. Non ce l'ha Don Gennarino. Io comando nel vicolo. È proprio questo stavo dicendo, chi che comanda comando nel nel vicolo. Chi comanda? Mo devi spicchiare la dica. Comando nel Chi vicolo. comanda nel vico? Non mi poteva, non ce l'ha. Guappo non dico, guappo sono io. E se ti trovo ancora una volta a passare da queste parti, io ti taglio questa faccia liscia, questa faccia simpatica, questa faccia bella. E ne approfitto chi Siamo spiegati? Ha parlato con Gennarino Parsifal. Ah, dai, un palle. È normale che state a fare palletto. Se tu vuoi far chiamare veramente guappo, devi avere il coraggio di dire davanti a me, Don Gennarino, siete fesso? Ma non mi sembra il caso. Ma non dici, Ma vuoi dici, dire? Ma come offendete? Non offendo, va, dillo forte, va. Dici, Don Gennarino, siete fesso? Scusate, sì. Te lo dici, ti Lo frega. faccio. Vai. Di che? Di che? Oh, Gennarino! Ma dillo forte però. Don Gennarino, siete fesso? Oh, Gennarino! Urla, va. Forte. Oh, Gennarino! Vabbè, meglio che trovi, ma te lo dici. C'è ragione. Ce n'è un appuntamento, ma ci ricordo. Infatti, ma adesso... Oh, Gennarino, siete fesso! Un mannaccia vita mia. Ma fatti chi stu scappo? Basta! Io ci accirama! Una cosa che se tu ci accirama! Basta! Ma fatti chi stu scappo? Io ci accirama! Ho capito, ma esagerata che fa una cosa che se tu ci accirama! Ma io sono fotente. Stiamo fotendo, E allora lo puoi fare, lo puoi fare! Fatti che sto scappo. Io ci acciramo. Abbiamo capito! Ha parlato un Gennarino Parsifal. Oh! All'improvviso entrò la madre di Ciro Napoletano cantando. Ah, cantando! Cantando. Allora li facciamo a sinistra. All'improvviso entrò la madre di Ciro Napoletano cantando. La storia sembra chiara, visto cuore scura. E dinanzi a lei si presentò Don Gennarino dicendole buongiorno. Lo devo dire Che io. la gente quando viene non sa lui. Ma lo devo dire io buongiorno. Basta! Non viene mai sta fatto. Sto fatto non viene mai fatto. Facciamo una cosa. Lo dice lui buongiorno, ripetiamo. La storia sembra chiara, visto cuore scura. Entrò la madre di Ciro Napoletano cantando e dinanzi a lei si presentò Don Gennarino dicendole Buongiorno.
Buongiorno. La mamma di Ciro il napoletano. E come se ne accorge? Che tale qua lo guarda Come che se ne sono una accorge? chiata. Io mi devo ammazzare. Come se ne accorge? Signor, Come se ne accorge? io Ma come mi se ne devo accorge? ammazzare. E sembra più bello. Ma dove? Ha già fatto l'agonia. E fallo rifiutare, che è me? Andiamo, andiamo! Ah, boh. Lasciate fare mica bene bene. Sì, sì. Ci provo. Vai. Esci, via. Esci! Esci. Esci! Esci, e devi uscire. Ma in un momento ci facciamo accorgere in un pubblico, ma era brutto, ma no. Ma tu 3 ore, Pesci! Non una lacrima, non un'emozione solcarono il viso di Don Gennarino, che continuava a mietere vittime innocenti. Sto capendo. Ma poi se non le faccio queste cose chi le fa? Chi doveva pagare ha pagato. Ha parlato Gennarino Parsifal. Hanno ucciso mia madre. Sto sconvolto. Ciro Ho Napoletano, stato un Gennarino Mazzefai. Ciro Napoletano meditava la vendetta, meditava la vendetta, meditava la vendetta, meditava la vendetta. Ma si scema si meditava la questo vendetta. pubblico fare brutto. Cioè, fai sti cose. Ma chi sei scivoluto? Te l'ancora pronto qua! Ma non sei più la madre di Ciro Napoletano! Sei Ciro adesso! Ma sti campi sono troppo veloci a Ma che sono troppo veloci? Sì, già posso. Ah! Rifaci. Hanno ucciso mia mamma. Sto sconvolto. Ma non so Gennarino Mazzefai. Ciro Napoletano meditava la vendetta e sul suo volto passavano l'odio, la rabbia, l'angoscia, la subornazione, la subornazione. E poi fare la subornazione! Ma non ci pazienza, ma che è sta subornazione? La subornazione è come la rabbia ma più arrabbiata. Pronto? La subornazione. E si preparava così per il fatale incontro con Don Gennarino. Cioè, no, io muovo, che Don Gennarino. Venga, lo piglio per pitto, no? Cioè, visto Don Gennarino. Venga, lo piglio per pitto e ci dice, Don Gennarino. No, poi lui ripete e ci dice Don Gennarino! Cioè, chi è un Gennarino, no? Io vengo, lo piglio per pitto e ci dice, Don Gennarino! Vai, e lui ripete e ci dice Don Gennarino! Avanti! Se lui avanti è una volta! Chiamate la buona! Avanti! Mangia una buona! Che c'è? Che c'è io? Sì. Mamma mia! Bravo, così! Ma secondo te mi capisci così? Sì, capisci che te non vuoi! Non è meglio che io vengo, no, io per pitto ci dico, Don Gennarino! Dici come vuoi, Vani! Don Gennarino, quello che mi avete fatto mi ha sconvolto. Guarda, sto Poca sconvolto. cravatta qua? Mamma, sto giuramento faccio innanzi a te! Stavi dicendo. Ma che un giuramento si può fare Ma visto che sta zitto? Qui, state aspettando a me. Tu stai aspettando lui, no? Tu sì! Guarda, Ma come quando mai? Quello ha ucciso tua madre! Fammi sentire che c'è da dire. ma io niente, ma quando mai? Ma come niente? Quello ha ucciso tua madre! Non ci sono. Vabbè, ma mamma era giunta alla sua età, era giunta alla sua ora. Ma che la sua ora? La madre è sempre la madre, dichiaro! Come sembra la mamma. Dice, Gennarino, davanti a Dio! Secondo te sono offenda? Ma Ma quanto sono fermato? Don Gennarino, davanti a Dio. Dio! Sono offenda. Che c'hai da dire su Dio tu? Niente, una cara persona, niente di che, una persona piena di bontà,
L'altra volta ci ho offerto piatti di pasta, grande amico mio. Vabbè, va. Se qualcuno mi deve vedere qualcosa, mi può venire a cercare. Ha parlato Gennarino Marzipane, poco. Ma allora mi volete sfottere? È stato lui. Sei stato tu, sei stato tu. Che vuoi fare? Certo, alla fine della sceneggiata cattivo, può anche uccidere il buono. Non ti è mai visto? Non sei mai visto se fosse visto. No, non si è mai visto. Non si è mai visto. Perciò una cosa. Io ci hai stato per qua ci resterò un errore. Perché se poi lo uccidemi, divento lo stesso il cattivo. Hai ragione. Per uccidermi c'è bisogno di un altro fedele. Oh, li sta uccidendo tu. E volessi dire che sono confidente? No, vuoi, ma... C'è stesso non potete miei soldi. Non so offendere. Ma perché tu scusi, caro, c'ha una unica che ci fa che devo darci l'acqua. Tutto ci sta. Tutto è buono. Tutto ci sta. Manca un fedele. No. E beh, mo che facciamo? Guardiamoci faccia. E che può fare? Ho troppo. Ma non lo puoi perdonare, è cattivo! Ma quello è carattere. Ma non ti fa così la sceneggiata, ti sono scocciato, basta! Adesso presentiamo un'altra farsa intitolata Pericolosamente. Ho lavorato. Vieni avanti, cretina. Poi ci chiamato collaboratore, no Arti? Sono qua. Stai là, e puoi mettere la cena. Vedete? Allora, dove anima? Con tutti i soldi che gli do. E perché tu sei i soldi? E allora basta. Mangi. Vedi. Fitta alloggi gratuito, fitta cosa? Oh guarda. Sono incontentabili. Allora, no. Uno là. Allora, qua. Allora. Finiamo di mano, poi. Andiamo a bella. Vieni. Questa deve rappresentare, poi tu capisci, però non è importante. Deve rappresentare una casa, una stanza. Bravo, ma non ti aspettare. Deve rappresentare una stanza proprio perché quello che ti sto cercando di insegnare, ma tu sei tosta, deve rappresentare una stanza che nel teatro perché nel teatro devi sapere che è immaginazione. Un teatro, la scena. Ma questa rappresenta una stanza, capito? Una casa, una stanza, bravo. Questo per esempio qua. L'immaginazione del teatro, qua ci sta una porta. È aperto il chiuso. A secondo tu non infano uno. Ora, vero, guarda. Guarda. Non passa. Bravo. Bravo. Fermi una volta per. Bravo. La porta chiusa. Prima li devo imparare e poi li devo perdere. Vabbè, allora adesso proseguiamo con Pericolosamente. Spero che sia molto divertente. Grazie. Ascoltate su.
Arturo? Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste arrivato. Accomodatevi. Grazie. E beh, e che dobbiamo fare voi? Niente, signora mia, proprio niente. E allora che siete venuto a fare? Ma ve lo dico subito. Dovete sapere, io sono un carissimo amico di vostro marito. Andavamo alle elementari insieme. Solo che, signor, sono 15 anni che non ci vediamo. Lo sapete perché? Perché sono stato in America. Signor, sono stato in America. Non ci capito, ma che cazzo fa? Come che dovete fare? Quello quando uno va in America dice si sta in America, com'è bella l'America, com'è grande l'America, e che ci sta in America? Ma veramente a me non mi fa specie niente. Andate avanti. Comunque non potete immaginare la felicità quando ci siamo visti. Come stai, come non stai? Io mi sono ammogliato da 2 anni, disse. Signor, ma mi state seguendo? Sì, siete stati in America. Signor, prima era l'America, non sto qua, sto a fianco a voi, signor. Ma voi parlate, io vi sento. Comunque avevo bisogno di una casa. Oh, ma che bella occasione, vieni qua. Ed ecco qua per parlare del prezzo. Mio marito adesso viene. Poverino Luis. E me la vedrò con lui. E mi congratulerò anche per la bellissima scelta che ha fatto sposandomi. E voi che vedete? Io ero un fiore, ma mo mi sono fatta che non mi conosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato una cavotta. Vostro marito vi ha sparato? Solo stamattina, chi non mi spara sempre? Stamattina vostro marito vi ha sparato? Chi non mi spara sempre? Allora, il primo giorno di matrimonio mi sparò, dopo le cotorette, dopo il secondo piano. Coretta frutta? La seconda volta, il giorno del mio nomastico. O caffè? La terza volta, quando dopo ho mangiato, pure mi è tenato un colpo di porte. O dolce? E che ne volete sapere? Scusatemi, ma da quanto tempo vi spara vostro marito? Ve l'ho detto, da quando ci siamo sposati, da 2 anni. E non può chiamare? E stesso qua, fino a mo', ma chissà quale giorno di questo. Ah, eccolo qua, speriamo che sta di buon umore. Speriamo. Uè, Michele carissimo! Tutto bene, come sta? È tutto a posto, tu che dici? Tutto bene, tutto bene. Mi devi scusare solamente che non mi sono fatto trovare in casa. Ma tu sei giù? Sono andato a comprare dei colpi di riportello che erano finiti. Vieni, accomodati, vieni. Ce l'hai fatto vedere la camera soia? Ce l'hai fatta vedere la camera soia? Me l'ha fatta vedere ancora, Arturo, ma non ti preoccupare, non è importante. Come non è importante? Gesù, tu devi vedere se ti conviene, se non ti conviene. Io non so che serve di sciolto. Mo se ne chiudo pure la camera. Tengo la casa in coppa e spalle alla serva, ma che buca che costa che non mi sento più. Che significa? Perché io non lavoro. Fatica, tu vieni frisco dall'ufficio e ti vieni a comandare. Frisco dall'ufficio, è meglio che andrò in caurenza perché sennò mi attaccano i nervi. Davvero? E come si attacca a presso i nervi? È nervosetto il signorino. Signor, però voi non rispondete, signora. Mi devi credere, mica certe volte mi fa proprio salire il sangue alle cervelle. Mi ha già accorto. Comunque, te lo sei preso il caffè? No, ancora. Mi pigli una tazzina volentieri anche io. Uè, portaci 2 caffè, Come no? Subito, padrone. Ha ordinato il signorino. 2 caffè, vero? Uno per Lord Strong e l'altro per il Crediveri. Ma so cose pazze. O caffè con chi ha pigliò pa. Dorote, va piglio un caffè, non mi mettere con le spalle al muro. Dorote, Ma perché tu sei ciurma? Ma vado a pigliare tu. Dorote, va piglio un caffè, tu a me mi conosci. Arturo, ma che? Mi sparate, Arturo! Non sparato, non ti preoccupare che non lo sai. Grazie a E così. Sapendo che saresti arrivato, ho preparato una macchinetta fresca e mo subito ve la porto. Madonna, ma tu stai sudato, tu vorresti bagnare? No, sto solamente un pochettino arrossito, non ti preoccupare. Ma state accorto, non devo mettere mezzo a corrente. Povero Arturo, lavoro una giornata sana. Perché tu non lavori? Fatica, e che faccio io? Io sto sempre qui, chiusa in casa. Tu invece avresti bisogno di un po' di riposo, povero Arturo. Adesso vi porto subito il caffè.
perché la stanza è bella piena areggiata, piena di sole. L'ufficio poi a 50 passi. E poi stai in casa di amici, dai. Ti troverai benissimo, ti troverai. Non potevo trovare di meglio, guarda. Che fortuna. 15 anni in America, Se sapevamo se là. Ma dimmi una cosa, ma che ha fatto impressione? Sì, mi ha fatto impressione. Era un po' pure. E si capisce che le cose tutti i giorni mi sparano un colpo di rivoltella alla moglie. No, io non dicevo della rivoltella, io dicevo ti ha fatto impressione di vedere Napoli dopo 15 anni. Sì, Artù, sono rimasto ghiacciato, sono rimasto. Ecco qua il caffè. L'ho fatto con la mano del cuore, sentirete. Prendi, Michele, tieni. Sentirai che squisitezza, proprio... Buonissimo, guarda, è veramente squisito. Vedi? Gesù! Il vestito! Ti sei strappato il vestito! Artù, ti stracciato i vestiti, Artù! Mi sono stracciato il vestito e io non so neanche com'è capitato. Se capisce, perché tu vai camminando con mano baccata! Bacca! Hai visto che risposta da trova questa, Michele? Artù, come Risposte devo che dire? ti fanno proprio salire il sangue alle cervello. E come ti devo dire? Ah, ma vi siete strappato il vestito? Ma che favore che mi fate! Ma perché non vi strappate anche quell'altra manica? Come sei tu in modo di smerrendi di spaso su? Ma so cose pazze! Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non ci sta. Non penso che vado in giro a stracciarmi i vestiti, no? Hai ragione, signora, Ragione pure tu. È questione che sei sbadato. O cazzone fratello, non me l'hai portato con una angappatura. Al vestito marro non ci hai fatto una macchia di inchiostro. Va bene, sono combinazioni. Io, fai una cosa, Io? Ma penso essere pazza. Quando mi arrunzone, che stia fine che la fa stracciata e che pezza retta. Dorote, Vaniet, 2 punti assaggiare. Io taglio il bondolo e vedo se t'acconcia. Oh, Sant'Anna! Dorote, Vaniet, 2 punti assaggiare. Non te vai a culla! Signor, ma voi non siete morti manche stavolta? Ma possiate morire subito tutti e due! Quando hai vinto io, subito si arrangia. Ma dammi qua questa zappetta. Io mo ci faccio un rammendo che tu non vedrai nemmeno con la lente di gradino. Io tiro un filino dalla stoffa e poi vedrai. E lui subito si arrabbia, come se nemmeno fosse colpa sua. Un pover'uomo che esce dall'ufficio non può mai sapere quello che succede. O in un tram, o nell'ufficio stesso. Un chiodino sotto al tavolo, sulla sedia, con tante insidie che ci sono. Ma mo vedrai, io faccio un rammendo che tu non vedrai nemmeno con la lente di ingrandimento. E capite, Artù? Vabbè. Artù, non ti arrabbia più. Lui subito si arrabbia. Subito si arrabbia e spara. Popò e spara a Dorotea. Non ti arrabbia più, Artù. Bene. Non sentite mai. Vieni qua, mi hai alla... Vieni qua. Artù, no! Ti devi diventare! Perché tu sei pazzo! Sei pazzo! Mi hai sparato 2 volte a tuo marito! Puoi sparare! Vieni qua! Tu devi... Vieni! Non lo sa. Tu devi... Posa! Andiamo là e posa! Che ha fatto? Basta! Vieni qua! Ma che cosa? Cosa? Eccola qua. Vieni qua. Miche. Io faccio apposta. Che significa che fai apposta? Che faccio finta. E che significa che per finta? Che faccio apposta. Comunque, Michele, devi sapere che quando sposai mia moglie, la quale è buonissima donna, per carità, però tenne un carattere, ti dà delle risposte che ti fanno salire veramente il sangue alle cervello, come baccalà. Bravo, come baccalà. Devi sapere che il primo giorno di matrimonio noi avemmo una di queste
queste discussioni animate, come adesso. E io avevo questa pistola a scacciacani in tasca. E come camminare? Che pistola di tasacca devi camminare? No, perché io quando torno da lavoro ho la bicicletta, i cani si attaccano alla bicicletta, allora io per farli fuggire, poi spara se. Poi spara. Michele, un poco per nervosismo, un poco per pazzia, gli vidi la pistola e la spara. Da quel momento in poi io vidi subito la trasformazione. Mia donna è una moglie gentile, buona, dolce, hai capito? E allora ho capito che da quel momento in poi si moglie per fare sta guerra stanno a sparare. E non è un sistema che ha tolto solo io. No, sarà di pazzo stanno. E che ogni giorno tu palazzi per Capodanno, Ah, ti fa sta ora che spara. Hai capito? Ma tu come hai riuscito solo una cosa, mi hai riuscito? Dimmi. Ma la pistola è caricata a salvo. Proprio! Non potevo riuscire prima! E sto facendo capito in un corpo, sto facendo! Ecco qua la cappetta. Ho fatto un rammendo che non si vede più niente. Domica, facciamo una scommessa? No, è tardi, mi devo andare, Devi andare? Aspetta, sì. ti accompagno a prendere una boccata d'aria anche io. Ah, sì? Sì, perché ti dispiace? No, figurati. Tanto quando si tratta di lasciarmi solo a casa, allora sei contento. Ma tu che vuoi da me? Che vuoi da me? Poi ci sta un mio amico che non vedo da 15 anni perché è stato in America. Proposti, Michele. Mi piace ancora la pizza. E come se non mi piace tu? E allora stasera ti porto in un ristorante che fa una pizza scicchissima. Andiamo. Con bevi. Sicché non ce ne resti nemmeno a casa. No, se mangio fuori come faccio a cenare a casa? Eh già, se uno mangia fuori, come fa a cenare a casa? Artù, sai che ti dico? Tu non esci! Io esco! Tu non esci! Io esco! Ah, tu spara le camucce! Questa è una cosa naturale, altrimenti lei se ne accorge. Ah, ok, Gennaro, facciamo la scena. Io mi arrabbio e tu mi mantieni. Io mi arrabbio ancora di più e tu mi mantieni. ti mantieni. Scusi, Ma pigliami sale ti sbaratelo che stai facendo? La figlia. Devi essere serio! Ah, serio? Serio Però per finta! Bravo! Come si fa a essere serio per figlia? Devi essere serio, non devi ridere! Allora, facciamo una scena, stiamo a sentire. Io mi arrabbio, tu mi mantieni, la cosa, io mi arrabbio ancora. Ma fai tanto apposta. Ok, va. Ah, tu vuoi sparare! Ah, tu sai che... Ah, tu basta! Ho già avuto un auto miracolo. Veramente, signora? Vai, a che ora torni? E a che ora torni? Mica a che ora torni? Mezzanotte? Sì, vai, non ti preoccupare. Io mi corico, mi prendo un bel libro e ti aspetto a letto leggendo. Brava. Buonanotte, signora. Ci vediamo. Buonanotte. Ah, a proposito, sai che ore sono? Sono essere le 8. Ah, tu scusa, ma perché le sparato? Che non era fatto niente? Ma non ha fatto niente, ma io quando torno mi voglio cuccare. In ogni teatro che si rispetti ci sono i cambi di scena ed io ho un grande collaboratore. Collaboratore! Ma che sulla da qua chi riesce? Collaboratore! Ehi, tu sai? Ehi, collaboratore, non mi piace. E si sente? Come avevi fretta? Ah, ma continuo a aspettare. Allora, Vedi, Aglialone! stai chiamando qua. No, non io collaboratore. Aglialone! Tu ti ho collaborato tu. Devi chiamare! Chi è? Ah, non si scende. Ma non si sta. Ho fatto mezza bottiglia con un euro. Ah, un euro? Mi stai asciugando un frullo. Stiamo togliendo la scena. Ehi, che sta bene da chiamare. Tu sei un collaboratore. Ma sto sta. È a 7, te vedo? Lo vedo io? Sì, a 7. Che fa un caffè? Ehi! Ah, ma cagnacce! Sotto... Io stavo qui se ci uscite te. Ah, non l'hai pigliato, vieni. Un attimo su, un attimo. A teatro amatoriale, hanno ragione chi ti dà che dice. Ah, se sa proprio tu. Mi chiama faticato. Vai. Sì, dopo c'ha la... Ehi! Ah, ma cagnacce! Un attimo,
come no? Ho volete sapere a chi sono? A me, che non mi voglio. Tu devi parlare. Chi ha già parlato? Dai a masce. Già. Già. Ma non me ne gusta tale, Non può mai, da fare sincero lo sanno. C'è poco. Ma con tutti i soldi che tu... Ma poi andare a vita da qui. Allora, uscì. Allora! Allora, la scena. Aspetta. 7, 1. Andiamo! Adesso! Sono qua! Andiamo! Adesso ci! Adesso c'è! Queste si fanno le prove. Ma questo no! La mesa tutta piena! Vediamo, non devo! Guarda che l'aunella è troppo! E ci credo! Non ci faccio solo... una bottiglia! 9! 1 e mezzo! Che vado a me devo scordare! Lui mi dice che non lo può bere il vino. Ci mette la carta e giù una lattona con non lo beve. A Roma! Ah, sì. Ma mo quanto ci fa? 3, 4, 5, 6 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10. 10 mo. Chi deve la doppia, capito? Ciao, sono 10. 1, 2, 3, 4, 5. Adesso 7, perché dici di? Ma stai pigliando per ubriaco allora? Oh, va bene così, va bene così. Ma oggi le aggiusto io a 3. E mica sono rotti i 6. Che sono? No, No. Se ci fa finta, non me lo spiego. Un 3 mesi. Ma come Ormai di sapienza, perché ognuno si sta firmando. Allora, dopo questi due ubriaconi, i ragazzi presenteranno la gatta Cenerentola.